A livello di Veneto, circa il 70% del lavoro che viene fatto è irregolare. So che le cifre sono estremamente alte, ma è questa l'indicazione che ci è stata data. Ed è proprio partendo da queste cifre che il sindacato Filcams CGIL ha avviato Mettiamo il turismo sottosopra, un tour nazionale di sensibilizzazione dei problemi dei lavoratori che si occupano di turismo. Il camper dell'iniziativa è arrivato nel Vicentino. Oggi la Filcams CGIL di Vicenza è presente a Marostica e a Bassano per portare avanti l'iniziativa nazionale Mettiamo il turismo sottosopra. Il turismo in Italia, che è ripartito dopo il Covid, ha bisogno di essere rilanciato anche dal punto di vista della qualità del lavoro. Qualità del lavoro che significa rispetto dei contratti collettivi nazionali piuttosto che applicare dei contratti pirata che molto spesso riducono le tutele dei lavoratori e anche la parte retributiva. Il comparto del turismo sta vivendo un forte momento di espansione dopo la pandemia, che ha messo in evidenza il limite delle scarse regolarizzazioni che hanno portato a livelli insufficienti di cassa integrazione e sostegno al reddito. Per questo molti lavoratori hanno preferito poi cambiare totalmente comparto. Abbiamo notato anche tantissimi cartelli cercasi personale. Non c'è un bar, purtroppo, un esercizio che non ha un cartello cercasi del personale. Si cerca del personale non perché i giovani non hanno voglia di lavorare, sfatiamo questa frase, ma perché i giovani hanno bisogno di lavorare regolarmente, hanno bisogno di un lavoro che abbia delle regole, e parliamo del diritto alle ferie, del diritto al riposo settimanale, del diritto al riposo anche giornaliero. L'obiettivo dell'iniziativa è anche quello di raccogliere elementi utili da presentare all'imminente tavolo di confronto tra le parti per il rinnovo del contratto nazionale scaduto da 2 anni. C'è il problema delle retribuzioni, ma c'è anche tanto il problema delle ore fatte in più. E quindi per questo motivo è sempre meno appetibile, soprattutto per le giovani generazioni, andare a lavorare nel turismo, perché a fronte di contratti precari e di retribuzioni comunque non paragonate allo sforzo e al sacrificio, le persone decidono di orientarsi da un'altra parte. Non è vero che i giovani non vogliono lavorare, vogliono lavorare in maniera dignitosa e si orientano laddove questa dignità viene data con più forza.